-3 al G8 agricolo. Tutti gli occhi sono puntati sulla zona rossa di Cison, che sarà off limits durante i giorni del vertice. Ma iniziative contro il summit planetario avranno luogo in tutta la provincia. Vittorio Veneto. Gli anarchici manifesteranno il 18 aprile in piazza Minucci, un'azione circoscritta in quanto non è stata ottenuta l'autorizzazione a sfilare per le vie della città. Montebelluna. Marco Paolini terrà battesimo domani, la 5 giorni organizzata dall'associazione Iabasta. No Global e associazioni ambientaliste faranno sentire la loro voce con concerti e manifestazioni culturali. Treviso. Forza Nuova chiama raccolta 300 militanti sabato pomeriggio in piazza Indipendenza. Gazebo con prodotti tipici per dire no alla globalizzazione alimentare. Quinto di Treviso. C'è anche chi dice sì agli OGM. Un gruppo di imprenditori agricoli friulani farà volantinaggio davanti all'albergo BHR per spiegare i presunti vantaggi degli alimenti geneticamente modificati. Pieve di Soligo. I rappresentanti dei sindacati agricoli organizzano dal 16 al 18 aprile visite ad aziende locali. La protesta dei Cobas Latte sembra nel frattempo rientrata. I partecipanti hanno annunciato che redigeranno un documento da sottoporre al ministro trevigiano Luca Zaia. Una provincia sicura ma non blindata. Questo l'annuncio che aveva fatto il questore Carmine Damiano nei giorni scorsi. Sarà comunque un dispiegamento di forza imponente quello che verrà messo in campo nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica.